Benvenuti a Dalla Vigna al Vino, un podcast in collaborazione tra il Consorzio Friuli Colli Orientali Ramandolo e la Taverna Friuli Wine. Sono Wayne Young e vi farò scoprire i segreti delle uve coltivate nelle varie denominazioni dei Colli Orientali. Conosceremo insieme in queste 12 puntate varietà e produttori di questo territorio unico. Eccoci alla Tasting Academy di Villanachini Cabassi, il consorzio di Colli Orientali del Friuli con Matteo Bellotto, Francesco Scalitaris e Francesco Degano, parlando oggi di Refosco. Racimulus fuscus. Esatto. Come dicevano i romani. Il Refosco è noi lo sappiamo, è una grande famiglia che è fatta di diversi cugini, fratelli e altre varietà che condividono il DNA comunque di questa varietà. Quelli che noi conosciamo e che vengono piantati in questa regione sono sostanzialmente tra i 16 diversi che ci sono, ne sono rimasti 4 che condividono il DNA. Il primo è quello del Refosco dal Peduncolo Rosso, il più prodotto, che comunque nella nostra top 10 regionale con 722 ettari. Dopodiché abbiamo il Refosco Nostrano, che è anche conosciuto come Refosco di Faedis, dove ci sono 45 ettari. Il Refosco d'Istria, come noi conosciamo come Terrano proprio sì, esatto. nel Carso. E alla fine anche un'altra varietà che condivide il DNA con questi grandi vini, che è il Tazeleng, soltanto 6,19 ettari nella nostra regione. Il Refosco ha una lunga storia ed è la seconda uva, o comunque la stessa uva, che ha una lunghissima documentazione nella nostra storia dopo la ribolla. Abbiamo tanti riferimenti storici, mi viene in mente quello del 1409, dove Papa in tempo di patriarcato, quindi friulano, comunque il Papa veneziano Gregorio XII veniva invitato a Cividale per un pranzo con 72 portate. Pensate, amici che ci ascoltate, che a ogni matrimonio noi alla sesta vorremmo già impiccarci sostanzialmente, lì ne ha fatte 72, dove lui ha bevuto diverse botti di Refosco, di Verduzzo anche in questo caso, e viene citato appunto anche il Refosco di Faedis. Bellissimo il carteggio tra il conte di Toppo a Butro e il conte Bauer a Gradisca in questo caso, nella fine del 1700, tra il 1770 e il 1793, di cui abbiamo traccia, dove loro si scrivevano le indicazioni di degustazione proprio dei refoschi che avevano. La cosa interessante è che nelle loro lettere compare il fatto che il Refosco dal Peduncolo Rosso fosse quello meno adatto alla vinificazione e che l'unico Refosco adatto, secondo loro, nel 1700 fosse quello che noi chiamiamo Nostrano o di Faedis oggi, e che il Refosco dal Peduncolo fosse quello che dovevano mangiare in questo caso. Sono bellissime quelle lettere, che è un sistema letterario che noi abbiamo perso. Oggi abbiamo le mail, abbiamo altre cose, però il carteggio è un genere letterario che è sopravvissuto durante i secoli, ed è bello vedere come accanto al Picolit, un altro vino nobilissimo, venisse ricordato il Refosco in questo senso. Il Refosco fa dell'acidità la sua cifra rispetto a quello che è poi il tannino, ed è un vino che sta raccontando moltissimo anche quello che è il cambiamento climatico, ed ha alcune necessità molto precise poi anche in vigna, delle quali vorrei chiedere al nostro tecnico, in questo caso Francesco Degano, un po' come si comporta. Intanto il Refosco, ti chiedo subito Francesco, ha un periodo vegetativo molto lungo. È la varietà coltivata nelle nostre zone che ha il ciclo più lungo, quindi germoglia molto precocemente, quindi nella prima fase abbiamo già da adesso qualche germoglio che comincia a formarsi, ok? E viene raccolto molto tardi, ma questo però è un discorso legato al fatto che enologicamente le nostre aziende tendono a vendemmiarlo il più tardi possibile per riuscire ad arrivare a un target enologico che è quello di
maturare questa sua caratteristica di avere molti antociani, quindi molto colore, e quindi è vero quello che dici tu, è la varietà che il Refosco dal peduncolo rosso, ok, ha il ciclo più lungo. Se posso dire una cosa, per rafforzare, per dare un tocco in più a quello che è il panorama dei refoschi regionali, ne esiste un altro, che è il refosco bianco. Il refosco bianco è stato salvato, sequenziato in una piccola vigna di Coia di Tarcento, e qualche nostra azienda adesso lo sta coltivando. Quindi adesso negli prossimi anni andremo a capire un po' quello che sarà la caratteristica di questo refosco, che potrebbe darci una mano in più per avere una marcia in più anche su questa tipologia di vini, che sono effettivamente di uve, che sono molto interessanti. Anche perché il refosco bianco, comunque io ricordo e ho letto qualcosa che aveva a che fare con la vinificazione che veniva fatta in Carso fino alla fine degli anni 40 in questo caso. E ora vedremo un po' quello che accade. La cosa bella del refosco, lo dicevo prima, ma chiedo a te da tecnico proprio questa cosa, noi sappiamo che il refosco ha bisogno di comunque acqua, ha bisogno di certe condizioni particolari per la sua maturazione, e ti pongo questa domanda. È vero che il refosco è quello che forse di più o comunque abbastanza ci sta mostrando quello che sono i cambiamenti climatici? Assolutamente, anche perché quando io parlo con le aziende per la gestione agronomica di questa varietà, dico sempre che il Refosco ha due problemi: ha grandi potenzialità, è un ottimo vino, ma deve essere gestito nel modo migliore possibile. Perché, ripeto, ha due problemi: l'acqua e l'acqua. Nel senso che nella prima fase tende a subire molto quello che sono le piogge molto diciamo importanti nella prima fase della stagione, poi invece tende a subire molto quello che è la siccità invece estiva. E noi stiamo lavorando da questo punto di vista per riuscire a gestire soprattutto i nuovi impianti, per riuscire a posizionarli nelle zone più adatte per la coltivazione di questa varietà. Quindi è vero, ha questo problematiche, ma in realtà è anche la sua peculiarità, è anche un qualcosa di positivo, perché se riusciamo appunto a gestirlo bene, ci può dare veramente un grandissimo prodotto, quale è il Refosco dal peduncolo rosso. Se parliamo poi di Refosco di Faedis, se vuoi farmi qualche domanda in più, sono preparato, caro Matteo. Te le fa Francesco le domande. Allora, volentieri, il refosco, quello che a me affascina è il fatto che appunto che abbia, come diceva Matteo, un sacco di fratelli, cugini, nipoti, figli, figliastri. Addirittura si pensa, no, che sia legato ovviamente geneticamente al Terrano e quindi anche alla Cagnina, no, al Marzemino di San Michele all'Adige. Sono tutti geneticamente collegati al refosco, insomma un po' come un Latin lover che ha sparso in giro il proprio seme. Volevo chiederti, Francesco, quali sono le differenze più significative sia a livello di uva e che anche di vino? Mi piacerebbe così capire a livello di refosco di Faedis e refosco dal peduncolo rosso. Sono due varietà veramente molto diverse. A livello empelografico, allora per i profani, non voglio dire per chi non ne sa, ma nel senso che voglio dire che sono veramente due piante molto molto diverse. La foglia è molto diversa, il grappolo è molto diverso, il suo comportamento in vigna è molto diverso, e quindi vanno gestiti in due modi diversi. Hanno solo un nome molto simile, che è quello di refosco, ma appunto, come dicevo, vanno gestiti in modo diverso. Il Tazelenghe è ancora un'altra storia, quindi deve essere gestito in vigna ancora in modo più, secondo me, preciso, perché ha altre caratteristiche. Quindi sono, per rispondere alla tua domanda, varietà completamente diverse, mentre altre diciamo varietà come ad esempio il Cabernet Franc, no? Dove il Carmenère e il Cabernet Franc sono molto molto simili a livello di foglia, di grappolo, invece sia il refosco dal peduncolo rosso e il refosco di Faedis sono due varietà che si distinguono in modo molto preciso dal punto di vista visivo. Non dobbiamo cadere nell'errore appunto di pensare che semplicemente il nome li accomuni un po' troppo, anche perché è vero che condividono la genetica, ma è vero anche che noi condividiamo la gran parte della nostra genetica con gli scimpanzé.
per cui 98% anche di più, anche sì. di più, per cui va ragionato proprio su quello che è tutto il sistema di allevamento, nutrizione e successivamente chiaramente anche di vinificazione di questi vini che danno espressioni diverse. È vero però, e questo te lo chiedo Francesco, che nel momento in cui noi andiamo a assaggiare questi vini, al netto poi di quella che è l'enologia, che naturalmente fa la sua parte, c'è un filo conduttore. Il filo conduttore è quello dell'acidità. Mi sbaglio? No, non ti sbagli, è assolutamente vero. Tutti e due i vitigni sono, da questo punto di vista, hanno questa potenzialità di mantenere un'acidità piuttosto elevata, anche avendo comunque un grado alcolico potenziale molto elevato. Cioè, quindi producono molti zuccheri, ma mantengono un'acidità che ci dà la possibilità poi di avere dei vini anche di freschezza. Poi, ripeto, io non sono un enologo, io parlo di uva, lo sapete, mi avete chiamato per questo. Chiaro, E chiaro, quindi certo. vi do dei dati oggettivi. Bene, abbiamo parlato del refosco, abbiamo visto un po' com'è e ora magari lo andiamo a assaggiare con qualcuno. Con chi lo andiamo a assaggiare? Andiamo con Federico De Luca di Ronc dai Lucchis, che è un grandissimo esperto produttore anche di refosco di Faedis, perché Certo, è proprio io lo chiamo Faedis. Mastro Don Refosco. Infatti, però anche un grandissimo esperto anche di refosco in generale, che ha Certo, fatto questa bellissima conversazione con lui. andiamo ad ascoltare. Federico De Luca. De Luca, sì, Federico De Luca, Ronc dai Lucchis, esattamente. refosco di Faedis. Ovviamente un esperto di refosco di Faedis, però ha anche tanta esperienza con tutta la famiglia di refosco. Sì, la famiglia dei refoschi dobbiamo dire che è molto grande. Sì, Ci sono diversi fratelli che superano la decina. Ad oggi però coltivati effettivamente ne troviamo solamente 4. 4. Abbiamo il refosco dal peduncolo rosso, che è quello più diffuso nel Triveneto, il refosco di Faedis, che lo possiamo trovare principalmente nel comune di Faedis per l'appunto, il Terano, anch'esso fa parte della famiglia dei refoschi, lo troviamo sul Carso, e il refosco d'Istria, che questo diciamo viene coltivato in Slovenia e in Croazia, una piccola parte. Diciamo ce ne sono molti altri, come dicevo, di refoschi, tra cui ad esempio abbiamo refosco di Scodovacca, refosco bianco, il refoscone, che ormai non vengono più coltivati, ma li troviamo nelle collezioni ampelografiche, se vogliamo, in qualche vigneto storico. Se potevi quantificare o in qualche modo qualificare il motivo che su tutte queste famiglie di refoschi, quello che si trova, ovviamente stiamo parlando di colli orientali, e il refosco di peduncolo rosso e il refosco di Certo. Faedis, c'è un motivo che quelli due sono proprio i vincenti, più diffusi? Sì, il refosco dal peduncolo rosso è, diciamo, stato il più vincente di tutti per le sue caratteristiche organolettiche. È molto, diciamo, è una varietà gentile che già dal primo o secondo anno si presta alla beva, mentre per le altre varietà è un po' più difficile, in particolare ad esempio il refosco di Faedis è un vino che ha parecchia struttura, molta acidità e quindi ha bisogno di molto tempo per potersi ingentilire. È però, diciamo, sopravvissuto in questa piccola enclave di Faedis perché, in questa zona le aziende, sono restate a conduzione familiare, hanno mantenuto un po' le vigne storiche familiari e da qui si è mantenuta questa varietà che arriva da molto lontano. Questo refosco, nonostante appunto le sue caratteristiche pigolose, restando in questi vigneti storici che arrivano anche fino a 130 anni, abbiamo un vigneto storico a Faedis appunto con un monumento a cielo aperto. Che ha 130 anni. Certo, fine 1800. Wow.
e che invito tutti a visitare, è molto Ok, interessante. sì. E, restato appunto in questa zona semplicemente perché erano piccole aziende familiari a conduzione familiare. Questo è il principal modo. Mentre nel resto, del territorio, appunto, si è sviluppato il peduncolo rosso. C'è anche da dire che in zona Fedis praticava la riproduzione, diciamo, in casa. Ah, Quindi le barbattelle venivano fatte direttamente nelle aziende, in casa, in famiglia, e quindi si prendeva il materiale genetico, si riproduceva il materiale genetico che c'era a disposizione, e quindi si è mantenuto un po' questa varietà. c'è qualcosa di Faedis che è più adatto di produrre quel tipo di rinfosco in confronto del il resto del Friuli dove si fa più peduncolo rosso? Ma io penso che sia più questione storica che Ok, di territorio, specifica. Questa varietà si è adattata un po' alla nostra zona, al nostro clima, ehm, dà una caratteristica, un imprinting particolare perché esce da quel territorio. Chiaramente se è piantato in altre zone, non so, immagino zone più calde del comprensorio, tipo Butrio, potrebbe essere. Sicuramente darebbe delle belle espressioni, forse anche più gentili e più, morbide. Probabilmente però andremo a perdere la sua caratteristica distintiva. mh. Allora se potevi descrivere, parliamo un po' di tutti e 2, peduncolo rosso e anche Faedis. Se dovevi descrivere questi vitigni, si può parlare della pianta, si può parlare del vino finito. Che tipo di carattere ha? Se devi descrivere come una persona, come si descrive questi varietà? Il peduncolo rosso, il Refosco peduncolo rosso, lo vedrai come, ehm, un bel conte vestito con un bel mantello rosso porpora, in quanto è molto intenso il colore, di questo vitigno, dai buoni costumi, gentili modi. Ok, Refosco di Faedis invece è un po' più, se vogliamo, ecco, come avere a che fare con un cavallo puro sangue. Un ah, cavallo puro sangue, diciamo, devi saperlo gestire per poterlo domare, ingentilire e, diciamo, cavalcare. Viceversa, ti sfugge di mano e diventa ostile e ok. difficile proprio da affrontare. Questo è un po' la mia immagine. Allora più o meno hai questa immagine che devi avere una certa conoscenza Certo, del no, Faedis invece di Refosco forse un pochino più facile? sì, il Refosco di Faedis va gestito soprattutto direttamente in vigna, in quanto avendo una maturazione più tardiva, queste acidità elevate, un tannino, tendenzialmente, che fa fatica a maturare, il bilanciamento dell'uva in vigna, quindi chili di produzione, dove è collocato il vigneto e l'epoca di raccolta fanno veramente la differenza. C'è ehm, una particolarità in comune che hanno questi 2 refoschi quando si parla di delle sfide, delle cose che fanno più difficile a fare questi viti di crescere e di maturare bene? Hanno qualcosa in comune o sono veramente diversi? E viceversa, cosa hanno in comune che fanno più facile da fare forse qui in Friuli? Cosa sono i vantaggi di, far crescere Refosco invece di sé un'altra varietà? Allora, sono 2 piante che geneticamente sono molto distanti. Ah, okay. Per dire Refosco di Faedis, il parente più prossimo è il Tazelenghe. Sappiamo bene di che Okay. vitigno stiam parlando, quindi è molto più rustico, molto, più spigoloso. Il Refosco peduncolo rosso è appunto più gentile e ha
tutt'altra stoffa. Come coltivazione? Come coltivazione, il Refosco è un rosso appunto autoctono per eccellenza del nostro territorio, in quanto si è adattato bene e dà anche delle ottime espressioni in entrambi i casi, no? In base alla zona di produzione. Sono tutti e due vitigni antichi, hanno una stessa storia profonda, mi pare che il Refosco. Sì, Peduncolo rosso, sì. Allora, il peduncolo rosso, ma anche il Refosco di Faedis e anche tutti gli altri che adesso sono un po' andati perduti o meglio non sono coltivati, erano ben presenti sul territorio friulano 200-300 anni fa, cioè, insomma erano loro i protagonisti, voglio dire. Forse molto più di quanto lo sia oggi il Refosco dal peduncolo rosso, ecco. Sarà meno sviluppato all'epoca. Ah, allora stai dicendo nel passato c'era più Refosco di Faedis del E gli peduncolo altri, rosso? sì. Ma dai. Certo. Io adesso qua non mi ricordo, ma diciamo ci sono scritti dove si vede il peduncolo rosso ha preso un po' piede, soprattutto negli ultimi 100 anni, quando anche grazie ai vivai cooperativi, diciamo, si è diffusa questa varietà. Prima, rimoltiplicando in zona le varietà che c'erano, si moltiplicavano i refoschi che si avevano. Faedis, refosco di Faedis, Scodovacca con Scodovacca, dove c'era il refosco bianco e così via. Un po' diciamo, con l'avvento dei vivai, diciamo, c'è stata un po' una globalizzazione Ok. di questa varietà che un po' ha preso Allora, piede in tutto il Triveneto, molto più rispetto alle altre, ecco, perché è stata selezionata e prediletta nella moltiplicazione per queste sue caratteristiche, diciamo, più gentili, ecco. Ok. Ma il Refosco in generale è un vitigno con tanto carattere e allora mi fa pensare, è molto trasparente il Refosco come vitigno che rispecchia un po' il suo ambiente o ha il suo carattere che si impone? No, è una varietà, hai detto bene, che legge molto il territorio. Difatti, per la nostra esperienza, sul Refosco di Faedis abbiamo distinto molto nettamente i due terroir che caratterizzano il nostro comune. Il terreno ghiaioso alluvionale ai bordi del Grivò, fiume che passa appunto per Faedis, e il terreno appunto costituito da marne ed arenarie, il flysch, la ponca così denominata, e danno 2 visioni del prodotto totalmente differenti, e da qui abbiamo etichetta bianca e etichetta nera appunto che distingue Ah, questi 2 ok. modi, diciamo, di esprimersi del refosco. Quindi sì, il terroir, il terreno, viene letto molto bene da questa varietà ed è proprio chiarissimo assaggiando il vino. In confronto degli altri autoctoni con cui lo parliamo su questa serie di podcast, cosa sarebbe i vantaggi o svantaggi in confronto di Pignolo o Schiopettino o Tazelenghe, che si può vedere che, ok, se voglio fare un vino in un certo posto, sto cercando di fare un certo tipo di vino, perché potrebbe scegliere Refosco invece di uno degli altri per fare un confronto. Ma io sono dell'idea che ogni zona d'origine di questi autoctoni è giusto che mantenga il vitigno per il quale famosa, per il quale dove si è sviluppato negli anni. Quindi Faedis, il suo refosco di Faedis, Aprepoto con lo Schiopettino e via dicendo. Più che differenze io vedo dei punti in comune tra questi autoctoni.
stiamo parlando di vitigni tutti che comunque hanno caratteri molto decisi, no? Penso al Tazzalinghe, penso al Pignolo, insomma, hanno struttura, corpo, hanno buone acidità, anche il Refosco di Faedis. E è brutto dirsi, ma questi cambiamenti climatici un po' giocano quasi a nostro favore, in quanto essendo varietà che giovano da diciamo maturazioni un po' più lunghe, e quindi diciamo che questi climi che danno temperature più alte permettono di arrivare a una maturazione fenolica interessante che tempo addietro invece era molto difficile da raggiungere, rendendo il vino ovviamente ancora più spigoloso. E penso sia un momento, diciamo, dove si può lavorare su questi vitigni per creare vini anche con gettito internazionale, ecco. Ah, ok. Per So, appunto l'avvocato e le espressioni meno spigolose che hanno, no? più ricchi, diciamo, no? Più Sì, più rotondi. bilanciati, no? Ok. Se abbiamo maturazioni migliori abbiamo vini con un bilanciamento più interessante. Sto pensando, non so, un ricordo emozionale, una situazione che tu hai vissuto dove un bicchiere di Refosco, di Faedis o di Peduncolo, quello che c'è, era perfetto, un momento memorabile per te, perché sto provando di un po' tirare fuori le emozioni, no? C'è qualcosa che viene in mente? Sì, Ok. mi viene in mente facile perché chi mi ricorda questo evento sei proprio tu. Ah, sono stato io. Certo. Oh, sono onorato. Quando tu mi invitasti a fare una serata dove portammo tutti i refoschi, ti Su a ricordi? Bastianec, della Esattamente. foresteria di Bastianec, E esatto. abbiamo, diciamo, per una degustazione studio messo in confronto un po' tutti i refoschi del territorio, dal Refosco di Faedis, il Refosco del Peduncolo Rosso e il Terano c'era. Ed è stato bellissimo assaggiare, capire proprio in confronto bicchiere fianco a fianco le differenze tra le espressioni di questi vitigni, che ovviamente esprimono anche un territorio differenti, ma indicativamente insomma le caratteristiche genetiche escono molto bene, ed è stato bello vedere come il Peduncolo Rosso, proprio come dicevo prima, era il re del bilanciamento, della morbidezza, il Terano e la sua lama di spada proprio con l'acidità ti faceva capire insomma che comunque cresce su anche terreni molto aspri, no, il Carso, la roccia. E il Refosco di Faedis, diciamo, aveva un po' tutte queste cose messe insieme. Dal mio punto di vista si sentiva appunto l'acidità che dava la freschezza e poi questa struttura proprio predominante che dopo 6-7 anni di affinamento, insomma, creavano un equilibrio, una sinergia veramente molto piacevole. Allora in quel momento lì, Mi sono reso conto delle potenzialità di questo vitigno, perché solitamente siamo abituati ad assaggiare tra di noi, no? Assaggiarlo confrontato ad altri refoschi di Faedis, ma messo sulla tavola vicino anche ai suoi fratelli, insomma, fa capire che non ha nulla da temere. secondo me con questo possiamo concludere. Grazie tantissimo Federico Grazie a te. per il tempo dedicato.